Basta parole ma fatti, e ospite nel nostro studio, negli studi di Televenezia, Franco Manzato, assessore all'agricoltura e anche con delega alla pesca della Regione del Veneto. Salve Franco Manzato. Buongiorno. Oggi parliamo di pesca, un settore particolarmente difficile che in questi anni ha sofferto molto a causa delle normative europee. È peggiorata la situazione nel mondo della pesca veneta dal 2010 a oggi? Beh, affronta sempre problemi molto importanti che sono legati alle normative comunitarie, però subito nel 2010 insieme alle associazioni dei rappresentanti del mondo della pesca abbiamo istituito il tavolo di crisi proprio perché dovevamo affrontare in maniera permanente questo stato di cose. L'abbiamo cercato di fare in maniera molto forte, molto drastica, anche istituendo velocissimamente il distretto Alto Adriatico insieme al Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, e poi in un secondo momento ci sarà anche la Croazia e la Slovenia per poter affrontare in maniera organica il problema dell'Alto Adriatico da una parte. Dall'altro invece abbiamo affrontato il tema dello sforzo di pesca, quindi mettendo a disposizione 4 milioni di euro per poter diminuire lo sforzo di pesca, quindi far uscire alcuni operatori che ormai non sono più, diciamo, competitivi, per lasciare più spazio a quelli che rimanevano per rimanere sempre competitivi. E questo secondo me è un atto importante anche di coraggio che ci ha permesso, che ci permetterà in futuro di dare un po' di sicurezza negli anni anche ai pescatori. Certo, beh, in particolare hanno sofferto i pescatori dell'Adriatico perché i pesci sono sempre molto piccoli dalle nostre parti, anche in Croazia non hanno i pesci piccoli che abbiamo noi, e invece la normativa europea prevede delle reti con delle maglie molto larghe. Sì, questo è uno dei grossi problemi, che è tra l'altro l'assenza costante nella decisione delle politiche comunitarie dello Stato italiano, che fa sì che ci siano delle norme che vanno bene per esempio per i mari del nord, che hanno pezzature diverse rispetto all'Adriatico, che invece ha culture e tipologie molto diverse. Ecco, bisogna essere molto più presenti a livello comunitario per poter essere poi incisivi anche per le nostre politiche territoriali. È quello che stiamo cercando di far capire al governo, che ci sia una lobby in modo permanente a livello comunitario per poter essere poi sicuri che la politica anche per il Veneto sia adeguata. Bene. Ci interrompiamo qui, abbiamo parlato di quello che si è fatto per la pesca, nelle prossime puntate parleremo di quello che si farà nella pesca. Seguiteci.